Buongiorno, carissimi fratelli e sorelle, buona domenica dell'Ascensione. Ci ritroviamo ancora insieme per questo nostro appuntamento del buongiorno a Maria, un buongiorno che vuole essere un ringraziamento per magnificare con Maria tutto ciò che il Signore fa per ognuno di noi. Oggi è festa dell'Ascensione, quindi il Signore che rimane sempre con noi, non ci abbandona mai. Io sarò con voi sempre, fino alla fine dei tempi. E questo amore il Signore ce lo dimostra in ogni momento. Ecco perché vogliamo ringraziarlo e cominciare questa nostra preghiera, questa nostra riflessione nel segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E buongiorno anche a Maria. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi, in questa domenica particolare, vogliamo pregare, vogliamo riflettere e implorare da Maria, Regina della Pace, la pace per tutto il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e il suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Per il vincolo che la unisce intimamente al mistero del Figlio, Principe della pace, la Vergine è sempre stata venerata come Regina della pace. In alcuni calendari di chiese particolari e di istituti religiosi si trova la memoria della Beata Vergine Maria sotto questo titolo. È opportuno anche ricordare che Papa Benedetto XV nel 1917, durante la prima terribile guerra mondiale, volle che si inserisse nelle litanie lauretane l'invocazione alla Regina della Pace. Con questo titolo si ricorda la cooperazione della Vergine alla riconciliazione, alla pace tra Dio e gli uomini ristabilita da Cristo nel mistero dell'incarnazione. L'umile serva del Signore, accogliendo l'annuncio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo virginale Gesù Cristo nostro Signore, Principe della pace, il quale ci ridonò questo bene riconciliando in sé la terra e il cielo. Nel mistero della passione, Maria, madre piena di fede, stette intrepida presso la croce, dove il Figlio, per la nostra salvezza, pacificò nel suo sangue il cielo e la terra. Nel mistero della Pentecoste, la Vergine Maria, discepola della pace, rimanendo in preghiera con gli Apostoli, attende lo spirito di unità e di pace, di gioia e di amore. Facendo memoria della Vergine Maria, Regina della pace, i fedeli supplicano Dio perché per intercessione di lei conceda alla Chiesa e all'intera umanità lo spirito di carità, lo spirito della pace.
Ecco il nostro racconto quotidiano. C'era una volta un tale che si mise in viaggio per trovare cosa fosse la pace. Ogni giorno faceva chilometri e chilometri, domandando a tutti cosa fosse la pace, ma nessuno sapeva dargli una risposta precisa. Qualcuno diceva la pace e non avere pensieri per la testa, non pensare a nient'altro, a nessun altro. Oppure la pace è avere la pancia piena, o la pace non è avere importuni tra i piedi, come te, quindi lasciami in pace e prosegui il tuo cammino. Nessuno sapeva dirgli che cos'era la pace. Quando camminava di notte, gli sembrava che quel silenzio, quell'oscurità, quella luna, quelle stelle gli parlassero di pace. Ma poi si ricordava degli uomini e subito il suo cuore si riempiva di tristezza e il senso di pace svaniva, specialmente quando a qualche fattoria nemmeno poteva avvicinarsi per chiedere ospitalità, perché c'erano a guardia grossi cani che mettevano paura. Che strano, gli uomini avevano bisogno di grossi cani per stare in pace durante la notte. Un giorno, attraversando il giardino di una città, dove c'erano tanti bambini che giocavano, sentì una voce che gli fece venire il batticuore. Su, da bravi, fate la pace. Era una nonnina che invitava due fratellini che avevano appena litigato a perdonarsi. Andò verso l'anziana per fare la solita domanda, ma ella non seppe dirgli altro che la pace la si fa dopo che si è litigato. Il viandante ringraziò, ma non rimase soddisfatto. Possibile che per avere la pace era necessario litigare? Diceva tra sé, proseguendo il suo cammino di ricerca. Un altro giorno, passando davanti a una casetta, sentì una povera donna gridare: «Ma qui non c'è un attimo di pace!» Quella persona forse sapeva che cos'era la pace. Bussò ed entrò. Trovò una mamma con 3 bambini, uno più vispo dell'altro. Le fece la domanda e la donna: «La pace? Credo ci sarà in questa casa quando questi bambini saranno obbedienti, calmi, ordinati». Non aveva nemmeno terminato quelle parole che per incanto i bambini diventarono come delle statuine, calmissimi. Se domandavi loro qualcosa, correvano ad eseguire la consegna e poi tornavano a sedersi immobili, con le braccia conserte. Il viandante, dai ringraziamenti della donna, credette finalmente trovato cosa fosse la pace e chiese di poter alloggiare da loro. Passò qualche giorno e finì per stancarsi. Non poteva essere quella la pace. Tutta bacchetta, no, quella non poteva essere la pace. Bambini come macchine, tutto in ordine. Ma che tristezza in quella casa. Una sera se ne andò anche di là, sempre più deluso. Passarono alcuni giorni. Era seduto sul ciglio della strada, quando si sentì chiamare: «Nonno, nonno!» Si voltò e vide venire verso di lui un bambino. «Nonno, cosa hai? Quanti anni hai? Sei stanco? Perché sei così sporco? Vuoi giocare con me? Perché non vieni a casa mia?» Il povero viandante sulle prime non rispose, quasi infastidito dalle tante domande. Poi pian piano si lasciò coinvolgere, si sciolse di fronte all'insistenza del bambino e cominciò a parlare e persino a tentare anche di giocare con il pallone colorato che il bambino teneva in mano e gli offriva. E i suoi movimenti impacciati facevano ridere, ma il bambino era felice. «Nonno, nonno», continuava a ripetere. Intrattenendosi con quel bambino, dimenticò il problema della ricerca della pace e anche tutti i suoi guai, e per un po' fu in pace, felice e contento. Ricordò a lungo quei momenti. Le risate del bimbo gli rimasero stampate nell'anima. Non occorre essere ricchi o potenti per essere in pace, andava ripetendosi. Basterebbe essere come i bambini. Invece noi vogliamo a tutti i costi essere furbi, forti, adulti e non troviamo più pace. Non cercò più la pace, da allora incominciò a donarla come un bambino e la vita cominciò a sorridergli come non gli era mai accaduto.
Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora il fioretto di questa domenica. Tra le mille e mille cose che dobbiamo fare oggi, troviamo un attimo di tempo per dire al Signore una piccola preghiera, quella che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, e invochiamo da Lui il dono della pace per tutto il mondo. Buona domenica a tutti.